Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati. Allora, grande richiesta, rispondendo alle tantissime vostre istanze della categoria, tanti imprenditori, piccoli imprenditori, artigiani, settore benessere, acconciatura e non soltanto, tutti coloro che lavorano anche nei ponteggi per gli eventi, per gli spettacoli, insomma ci sono tante categorie che si sono sentite escluse, che ci hanno sollecitato di far parlare chi rappresenta la categoria, di farli comunicare e soprattutto di dare delle istanze ben precise e delle indicazioni di massima. Allora vi abbiamo ascoltato, ho chiamato chi rappresenta a pieno titolo la categoria, quindi con noi abbiamo il piacere di avere in studio, ben ritornato Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato del Veneto, nonché Presidente Confartigianato Padova, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E ben arrivata, ci fa anche molto piacere averla qui con noi, Tiziana Chiorboli, Presidente della Federazione Benessere Nazionale e Regionale del Veneto. Grazie anche a lei, signora. Buongiorno a tutti. E benessere vuol dire estetiste e parrucchieri. Ecco, quindi chiariamo che finalmente abbiamo anche loro. Allora, onore alle signore, cosa dice Presidente? Assolutamente sì, anche perché è un'amica poi. Allora Presidente, qui non ci stanno più dentro effettivamente, soprattutto hanno detto i ristori non ci sono, non si capisce che cosa debbano ristorare, sono ancora chiusi, perché con la zona rossa dopo tutti i provvedimenti che soprattutto la categoria ha preso, ha cercato di attuare in modo molto rigoroso, lasciamo stare chi disobbedisce o non fa, però questi non fanno parte, e ci si trova quando è rosso chiusi per un certo periodo di tempo. E allora che cosa possiamo raccontare, cosa sta succedendo, cosa voi pensate di fare? Prima di tutto volevo lanciare un saluto a tutti i miei colleghi che mi stanno ascoltando, amici, e rassicurare che noi come associazione di categoria, io in primis ci ho messo la faccia con tutto il mio direttivo nazionale e regionale, ora lo sto facendo e abbiamo gestito la situazione con il governo. Il governo ora ci deve dare delle risposte, credo a breve. Perché quindi dico avete questo? interagito con il governo? Certamente, quindi abbiamo mandato una lettera al Ministro Giorgetti e credo o domani o postdomani ci riceva. Queste sono le ultime novità della giornata, quindi le posso dire tranquillamente. Dopodiché cosa vogliamo? Vogliamo i ristori, perché non arrivano ristori, ora siamo quasi 3 settimane in zona rossa e soldi non ne abbiamo ancora visti. Chiarito che zona rossa, gialla, verde e blu, i ristori non si basano più sui colori, no, e quindi no. Questo va detto chiaramente, sì, perché tanti avevano speculato, sperato in questo, invece proprio no. Infatti hanno tolto, quindi lo raccontiamo alla categoria. Sì, certo, hanno tolto i codici Ateco, quindi andranno in base al fatturato. Sembrerebbe che alla fine noi riusciremo ad avere dal sì o no un 5%, quindi è molto poco. Infatti io non oso pensare a chi comunque si è fatto degli impegni, perché come settore sia l'acconciatura che l'estetica è sempre in evoluzione, quindi noi siamo sempre pronti al cambiamento. Ora sinceramente la preoccupazione è proprio questa, perché comunque i ristori non arrivano e quindi soldi non ce ne sono. Io sono molto arrabbiata su questo versante e la pressione che si sta facendo è questa. L'obiettivo di Confartigianato qual è? E quale sarà? Di portare a casa sulla zona rossa l'apertura per entrambi i settori, perché credo sia giusto, non dai ristori ma facci lavorare, perché credo che il lavoro sia la nostra dignità e anche ovviamente il fatto che siamo orgogliosi per mangiare, cioè, questa è un attimo la soluzione. Diversamente non se ne vedono strade. L'appello che ovviamente io faccio, visto che siamo a livello regionale, è al nostro governatore Zaia, che anche lui ci mette una parola, so che ce la sta mettendo e ne sono anche fiduciosa con l'assessore Marcato, che è l'assessore al commercio della nostra regione Veneto, che siano dalla nostra parte. Non credo proprio ci tirino contro, perché sanno benissimo che senza le tasse nemmeno il governo mangia, perché io dico sempre che noi imprenditori sosteniamo la macchina dello Stato e quindi è una cosa indegna non farci lavorare. Quindi noi come Confartigianato è questo che stiamo puntando a livello regionale e a livello nazionale. Le categorie si chiedono perché sono stati chiusi.
Cioè, perché? Perché tanti dicono, ma se si procede su prenotazione, se non ci sono più neanche le attese dentro i saloni, dentro i negozi, non è più possibile farlo perché tutto è scandito, controllato, sono diventati più che degli ambulatori, delle sale operatorie. Cosa c'è che costituisce un rischio? Si sono verificati dei casi? C'è qualcuno che si comporta male ma allora vanno fatti i controlli? Che spiegazione vi siete dati o avete ottenuto quando c'è stata questa comunicazione? Allora, la comunicazione, la spiegazione che hanno dato è questa, che questa seconda ondata o terza che la chiamano, il virus corre molto più veloce, quindi non avendo il metro di distanza di sicurezza tra un cliente siamo soggetti a rischio. Questo è ciò che ci ha detto ovviamente il Ministero, per cui hanno bloccato l'apertura, non hanno dato altre spiegazioni e quindi stiamo attendendo ovviamente per far vedere, perché noi come negozi non abbiamo una percentuale di contagio, quindi di tanti negozi che sono stati chiusi perché noi emettiamo il virus. Perché comunque, come ha detto lei, siamo degli ambulatori di bellezza, sia per l'estetica che sia per l'acconciatura. Ora io dico, la mia preoccupazione è vedere chi va avanti e indietro con lo zaino e con lo strumento all'interno di una forbice, di un pettine, di un phon. Io questo lo chiamo una mina di virus vagante. Perché? Perché se noi siamo chiusi, cioè tutta la categoria in se stessa è chiusa e questi vanno casa per casa, io dico come faccio a controllarli? Tramite l'appuntamento da me controlli la realtà e blocchi, ma questi non si bloccano, per cui c'è anche questa di preoccupazione. Siamo in emergenza sanitaria, per cui io dico, e qui faccio l'appello al consumatore finale, non aprite la porta a chi va casa per casa perché vi porta il virus, perché in un giorno fare anche 5 persone, cioè, ragazzi, c'è da aver paura, visto che noi siamo chiusi perché corre questo virus di contagio. Quindi mi chiedo anche essere sinceramente fuori di testa come consumatori finali per avere una piega. È assurdo chiamare in casa persone che non sai prima dove sono state, per cui cerchiamo tutti di essere solidali su questa realtà, non perché io faccio l'acconciatore non voglio, ma siamo in un'emergenza sanitaria. Ecco, da quel punto di vista, aprire i vostri saloni, quindi con le sue collaboratrici, faccio l'esempio, lei è settore estetica. No, acconciatura. Scusi, acconciatura, stavo pensando acconciatura, quindi il salone, apre il salone con le sue collaboratrici, eccetera, e mettere quindi a questo tipo di contatto che per forza è inferiore a 1 metro. Secondo lei se la sente oppure bisognerebbe fare un passo avanti con ulteriori tutele sulla sicurezza o qualche cosa? Cioè, perché anche dicono domani apre, lei come si sente? Io mi sento tranquilla, perché fino ad oggi comunque ho lavorato, problemi non ce ne sono stati. Ma perché? Perché abbiamo le norme igienico-sanitarie, cioè noi usiamo alcol ovunque, per cui è quello che in un secondo sconfigge questo tipo di virus. Quindi grandissima attenzione, può preservare la salute. Certamente, certamente. Il problema è chi va casa per casa. In effetti quello che noi abbiamo scritto nella lettera al ministro Giorgetti, che è il ministro del Mise, delle attività produttive del governo, è proprio questo, cioè hanno chiuso per far sì che questa emergenza virus alla fine si propaghi sempre di più. Questo devono comunque capire, che noi siamo sicuri, e hanno lasciato in mano il virus, che è una bomba. È una bomba in mano questa realtà. Come chiudere in casa tutte le persone pensando che le persone stiano isolate in casa come all'inizio del primo lockdown, cosa che assolutamente adesso non si verifica, vero Presidente? Sì, è molto difficile questo. E io penso che quello che diceva Tiziana, e quindi grande attenzione legata alla professionalità in tutti i lavori, siano le due cose che vanno a pari passo e sono le cose migliori per tenere a bada questo virus. Io vorrei ritornare un attimo sui ristori per dire che hanno messo 11 milioni nell'ultima battuta qui, 11 milioni di euro per i ristori, ma anche la categoria che rappresenta Tiziana, nel momento in cui loro perdono il 30% ricevono il 5%. Il cioè, 5%, assolutamente. Gli danno le briciole. Una tantum peraltro, sì, non una volta al mese. Vuol dire dare briciole, vuol dire non dare niente. Ecco, diverso invece che
gli artigiani ricevono 0 e contemporaneamente per lo scontrino, la lotteria degli scontrini siano stati messi 5 milioni di euro piuttosto che ai monopatini, piuttosto che al reddito di cittadinanza. A noi, categoria degli artigiani, queste cose proprio non le sopportiamo, non le accettiamo e non mancheremo ogni volta di battere questo tipo di chiodo. Perfetto. Perché non è questo il momento di certo di spendere i soldi per questo. Lo faremo più avanti. Chiaro. Dobbiamo tornare su questi temi e appunto il discorso dei ristori premia tantissimi della categoria. Quindi pochi secondi di pubblicità, voi se volete scrivere i vostri messaggi, torniamo tra poco.